Ne è passato di tempo dall'85, da quando avevo iniziato a cantare nel coro. Per me il coro è magia. Per me il coro è significato famiglia. Un periodo indimenticabile, pieno di profonda amicizia, di bellissimi viaggi e di meravigliosa musica che mi accompagna tutt'oggi. Come una grande famiglia che mi ha fatto innamorare della musica classica. Per me era un'oasi di pace. Cantare, secondo me, è una delle cose più belle che io possa fare nella mia vita e farlo con il coro è ancora più bello. Il coro per me ha significato crescita per superare le sfide che il maestro ci metteva sempre di fronte e scoperta. Per me è stata come una seconda famiglia. I cori cantores per me hanno significato spensieratezza e divertimento. E posso dire che il coro mi ha cambiato la vita. Sono sicura che se sono la persona che sono adesso è molto merito del coro. Però cantare in un gruppo con degli amici è sempre più divertente. Siamo super contenti di essere parte di questa grande famiglia. Il coro per noi è importante perché appunto è uno dei motivi che ci lega e per cui siamo amiche. Sì. Ma il canto per me è l'amore che non si può mai staccare. Ciao! Grazie al coro ho trovato le amicizie più vere e più durature della mia vita. E per me cantare nel coro mi ha dato tante emozioni e tantissimi bei ricordi. È stata un'esperienza molto speciale perché mi ha fatto avvicinare moltissimo alla musica, tanto che ora è il mio lavoro. La cosa che mi piace di più è che cantiamo tutti insieme. Ed è stato bellissimo far parte di questa bella famiglia. Mi piace venire a coro perché ho tanti amici e mi piace cantare, non vedo l'ora che sia venerdì. Per me il coro è stata un'esperienza fondamentale, infatti fin da quando avevo 6 anni mi ha fatto conoscere e amare sempre di più il mondo della musica. Ho deciso di continuare questa strada e spero di poter fare della musica il mio futuro. È stata un'esperienza unica perché mi ha dato tantissimo a livello personale. Grazie a lui ho scoperto di avere un dono e che mi ha permesso oggi di lavorare, fare quello che faccio nella vita pre-Covid e quindi la cantante lirica. Che dire, è stata un'esperienza veramente fantastica e bellissima. Ricordo quel periodo con tantissima nostalgia e la cosa che mi manca di più è l'emozione. E dire che ci piace cantare nel coro è scontato, è sempre anche bello rivedere tutti, ritrovarci e anche vedere Robby. Non riesco a immaginare una realtà senza coro. Se dobbiamo pensare cosa sono i cuori per noi, ci abbiamo pensato. È un filo rosso. Sì. Ci sono sempre stati, cioè Robby c'è sempre stato e i nostri amici che cantavano con noi li abbiamo conosciuti cantando, noi ci siamo innamorati cantando e gli amici del coro sono gli amici della nostra vita, i più grandi amici che abbiamo. Il coro per me è iniziato come uno scherzo, una prova, giusto per vedere cosa significava cantare. E sin da subito me ne sono innamorato, infatti eccomi qua 12 anni dopo e continuerei a farlo per sempre. Mi ha sempre sorpreso il maestro quando in pochi attimi riusciva a riattivare la concentrazione dei bambini. Posso dire che è stata la più bella esperienza della mia vita perché mi ha regalato grandissime emozioni e quando si diventa pueri si resta pueri nell'anima. Abbiamo imparato divertendoci ed è proprio questo che secondo me lo rende unico. Abbiamo compreso che il coro non era solo un passatempo, ma ci ha insegnato l'ascolto che è alla base di ogni relazione. E ci ha insegnato che lo stare insieme richiede tanta attenzione, concentrazione e impegno. Fare la cosa più bella che penso ci sia al mondo, che è mettere insieme se stessi per creare, per dare suono, dar vita a qualcosa di bello, che è la musica cantata insieme. È stata un'esperienza preziosissima che mi ha formato dal punto di vista musicale e altresì dal punto di vista caratteriale. La cosa più importante che mi ha insegnato il coro è che se ci si impegna e soprattutto se lo si fa tutti assieme, allora si possono fare davvero delle cose belle.
Il coro mi ha insegnato davvero molto, cioè nel sostenersi a vicenda, nell'aiutarsi, nell'affrontare insieme i problemi. Ho imparato l'autonomia, ho imparato la disciplina nello studio, ho imparato l'arte e soprattutto appunto ho imparato quello che sarebbe diventato il mio mestiere da adulta, ovvero la cantante, la musicista. E per me il coro è stata una scuola di vita, mi ha visto crescere, mi ha insegnato il rispetto e l'educazione. La cosa più importante che mi ha lasciato il coro è il valore dell'impegno. Se c'è una cosa che ho imparato ascoltando con meraviglia ciò che questi ragazzi con le loro voci hanno saputo costruire è che non è tanto il singolo, per quanto bravo, che conta, ma è l'ensemble, quell'insieme armonico di voci, di contrasti e di melodie che solo un grande artista come il maestro Roberto Fioretto sa far funzionare. Mi ha insegnato che una singola voce accostata alle altre può creare un'emozione così forte non solo per chi la riceve, ma anche per chi la dona. Sono convinto che ogni corista, ogni concerto, ogni tournée abbiano positivamente influenzato la mia crescita. Di sicuro quello che è inciso nel mio cuore è quanto sia fondamentale nella vita lo sforzo di superare i propri limiti per raggiungere un risultato. Mi ha lasciato l'amore per la musica, nonostante infatti io viva in Germania, continuo comunque a cantare. Perché Roberto mi ha insegnato a vivere, ad interpretare la musica in un modo che non avrei fatto altrove se non grazie al suo programma. Per me il coro è stato una scuola di vita, mi ha insegnato a dare tutto finché c'è fiato e a non aver paura di puntare in alto. Il coro mi ha insegnato a combattere le mie timidezze. E ci hai anche insegnato cosa vuol dire disciplina e professionalità. Che il canto ha influito molto sulla mia formazione personale, rendendomi più sicura di me stessa e più solare. Per avermi insegnato l'importanza del costruirsi solide basi col duro lavoro. Sono stati anni in cui ho imparato che cosa vuol dire con dedizione inseguire i propri sogni. E adesso sono cantante lirica e insegnante. Il ricordo più bello che ho con il coro è il viaggio in Germania nel 2015. Il ricordo più bello, la discesa dei ragazzi dalla rocca di Staggia di notte durante il Brundibar. Ho vissuto grazie al coro esperienze indimenticabili come la tournée a Madrid, in Germania, in Svizzera. In Svizzera e anche a Roma. Io mi ricordo quando nel 2010 abbiamo fatto il concerto di Natale a San Marco, che nevicava, e poi siamo andati nell'hotel a cantare in pochi alla cena di Ezio Greggio. Dei momenti belli del coro ci ricordiamo che abbiamo trovato anche alcuni ritagli, alcuni ricordi, l'opera di Pinocchio quando eravamo bambini e il sogno di una noce di verano, il sogno di una notte di mezz'estate di Britten al Teatro Real di Madrid. Quando durante la tournée in Germania abbiamo cantato tutti insieme davanti alla cattedrale, anche se ero un po' piccola. Primi tra tutti i campi Posina, oppure quando abbiamo fatto le prime opere come Policino, La piccola fiammiferaia. Il bel ricordo che ho è legato al coro, è stato uno degli ultimi viaggi a Madrid. Il ricordo più bello che ho legato al coro è il concerto di Pietralba il fine settimana passato. Il ricordo più bello che ho è quando abbiamo cantato a Vicenza il concerto L'incredibile viaggio di Pigafetta, anche perché è l'unico concerto a cui ho partecipato con i grandi. Bei ricordi, specialmente quell'episodio dei 100 euro della signora che ce li aveva dati quando abbiamo cantato fuori dal ristorante. Veramente le esperienze più belle secondo me le abbiamo fatte con i campeggi estivi che facevamo a Posina, dove oltre a cogliere l'occasione per studiare si giocava tanto e si stava insieme e si faceva gruppo. Un ricordo bellissimo che ho legato al coro è quando siamo andati a Pietralba e ha nevicato poi la domenica e c'era tantissima neve. Ostica e immaginifica esperienza di Madrid. Sicuramente i viaggi, anche tutti i viaggi in pullman, semplicemente, tutte le chiacchiere post concerto.
La cosa che mi ricordo di più e che mi ha accompagnato dall'inizio alla fine di questo percorso è sicuramente il flauto magico. Ho cominciato la carriera come serpente. Lì ho sperimentato, con la collaborazione di tutti, come collegandosi intimamente, profondamente a un progetto, all'improvviso possono arrivare delle sorgenti creative che non sono dentro di noi, ma vengono da fuori e noi ci facciamo tramite. Bellissimi ricordi, soprattutto quando si andava a Posina d'estate. La cosa che mi è piaciuta e che mi ha emozionato di più è stata quando nel 2017 ho recitato l'operetta del piccolo spazzacamino. E poi la gita in Croazia, cioè quella è stata davvero super, che Roberto si prendeva i ricci sotto i piedi e che ci raccontava le barzellette dopo pranzo, cioè è stato bellissimo. I più bei ricordi sono legati alle tournée all'estero, in Svizzera, in Austria, in Germania, e soprattutto ai buffet che c'erano dopo i concerti, che erano pazzeschi. Di quel periodo ho tanti ricordi bellissimi, ma il migliore rimane sempre "tu non fare mai questo". E il mio ricordo più bello legato al coro è stato il viaggio a Pietralba. E del coro ricordo le numerose tournée che facevamo all'estero, le numerose ore passate nel bus che mi hanno portato a sviluppare questa passione per i viaggi e per la fotografia. I ricordi più belli che ho sono quelli legati al Bundibar. I ricordi più belli sono i giri per l'Italia, l'Europa e gli amici del coro. Il ricordo più bello che conservo con il coro sono quei freddi venerdì sera d'inverno, quando tutti insieme ci trovavamo nella piccola saletta di San Marco a Vicenza per fare le prove per i concerti del weekend successivo. Si respirava davvero un clima bellissimo di fermento e di attesa. Mi è piaciuto tanto quando siamo andati a cantare a Pietralba. Nei Phoenix Incanto, lo spin-off dei Puffi. Poi mi sono ritrasferita, quindi l'esperienza è stata breve, ma mi ha lasciato tanti bei ricordi. All'inaugurazione del Teatro Comunale di Vicenza e insieme anche a Osetiva. In Germania nel 2015, quando fuori dal ristorante abbiamo cantato e la signora strana ha offerto il gelato a tutti. Quello che ricordo del coro è l'emozione di cantare certi brani. Il ricordo più bello è legato al mio primo concerto con il gruppo dei Grandi. Ciao! Il ricordo più bello dei Pueri è sicuramente quando abbiamo fatto la tournée in Germania 2000, la grande partita Italia-Germania, dove c'era il maestro che ha falciato tutti i tedeschi possibili e immaginabili. Ricordando i grandi vecchi tempi passati assieme, grandi avventure. Un giorno, siccome siamo sempre state devote, innamoratissime del nostro maestro, ti abbiamo preso dal cappotto un capello e l'abbiamo messo dentro un vasettino delle Tic Tac. Vuol dire la verità, tanto imbarazzante, tanto quanto. Okay. E l'abbiamo conservato sul nostro comodino per molto tempo. Se devo dire proprio il ricordo più bello del coro sono gli scambi con gli altri cori. Sì, perché lui sappiamo che hai conosciuto tutte le slovacche, le tedesche. Per fortuna poi sono arrivata io a mettergli la testa a posto. Il coro maestro è cominciato con un'alluvione. Settembre 2007. Eh già, vestiti da palombari, l'acqua oltre i polpacci, gli unici a presentarsi davanti al maestro. È inizio di una bellissima, lunga esperienza di vita. Ho cantato per circa 20 anni. Mi ricordo i trasferimenti pigiati in 12 sulla tipo digita e i giri aggrappato al cofano. La mia migliore esperienza nel coro credo che sia sempre state le relazioni con gli amici. Le più belle per me è stata Madrid in assoluto, con Sogno di notte e mezza estate. Sì, per me invece è stata quella volta in cui siamo andati alla Mediaset, anche se era quando c'era.
E vabbè. Il ricordo più bello, anche se sofferto, è stato giù a Salerno. Perché? Qual è stata la cosa più bella di Salerno? È stata che ho litigato col maestro. Ogni giovane persona dovrebbe avere nella loro vita un maestro come Roberto che dovrebbe supportarci. E là dove senti cantare Fermati, gli uomini malvagi non conoscono canzoni. I ricordi sarebbero davvero tanti, ma siamo in ritardo per le prove, quindi meglio andare. E dopo sto messaggio fin troppo serio, la verità è che se siamo divertiti come deficienti. Sembro vecchia, per l'occasione questa Misa Moda Fashion 1992, dove devo far notare che la fascetta stringeva allora e stringe anche oggi. Durante ogni singola prova, il maestro, uomo pio, cercava di insegnare la regola base per cantare. Sciogliere le spalle, braccia distese, libera, 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 ovviamente in vano. Il maestro mi ha messo a cantare qui alti, anche se somiglia tanto alto, insomma. Maestro, non lo so. Ciao Roberto. Per questo devo ringraziare soprattutto il mio maestro. Siamo felici di festeggiare insieme a te i tuoi 35 anni di operato. A tutti voi un abbraccio stretto, in particolare al maestro Fioretto. Chiusura del concerto, applausi del pubblico. Questa è la telecamera che lo riprende di fronte, ma vediamo cosa succedeva quando invece si girava verso di noi. Io e te dopo facciamo i conti, ti ammazzo! Sei stato tu che hai suonato, però dopo facciamo i conti, ti faccio un culo così! In occasione della dichiarazione dei redditi è possibile destinare sia il 2 che il 5 per 1000 al coro di Roberto Fioretto. È proprio il caso di approfittare di questa opportunità per testimoniare la nostra riconoscenza verso l'opera di Roberto che sappiamo bene quanto è stata importante per tutti i nostri figli, non solo sul piano artistico ma anche sul piano esistenziale, e quindi è un caloroso invito a tutti a tener presente di questa possibilità.